Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha autorizzato la deratizzazione di una parte del quartiere dei Saloni. Le operazioni di bonifica sono state effettuate da una ditta privata incaricata da un condominio particolarmente aggredito dai roditori che risalivano anche ai secondi e ai terzi piani. Le operazioni di deratizzazione si svolgono in tre fasi: un'ispezione mirata a definire la specie infestante e l'intensità dell'infestazione e l'intervento di disinfestazione che procede con la collocazione di trappole. Successivi monitoraggi poi per controllare che non ci sia l'insorgere di nuove infestazioni. È molto importante il senso di responsabilità di tutti nel non lasciare avanzi di cibo in giro. Purtroppo non mancano mai maniaci che lasciano cibo per gli animali, per i gatti o per i colombi, anche se questo gesto è umanamente comprensibile spesso viene compiuto in maniera esagerata e le quantità di cibo lasciate sono a livello industriale. I gatti difficilmente si avvicinano, mentre topi e insetti ci vanno a nozze. Marisa Veneziani, la storica e combattiva residente del quartiere, non si è turbata più di tanto per l'operazione di bonifica. A Roma hanno i cinghiali che girano per strada, non saranno due topolini a farmi paura. Sono aumentati i casi di West Nile nella regione Veneto, sono passati dai 380 della scorsa settimana a 401 di questa, di cui 253 di febbre VNF e 148 nella forma neuroinvasiva VNND. E sono 30 i casi che vengono confermati tra i donatori di sangue, testati prima della donazione. Nessun decesso in più rispetto alla scorsa settimana, questi sono stabili a 17. Alta è l'età media delle persone contagiate, 82 anni, e la maggior parte sono maschi. L'avanzare della stagione autunnale dovrebbe portare a un minor numero di insetti vettori della malattia. Ciononostante, proteggetevi con repellenti per zanzare se frequentate i luoghi dove la loro presenza può essere importante. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp. Aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Non siamo licenziati, non riceviamo lo stipendio, non sappiamo se la nuova ditta ci potrà assumere, non sappiamo nulla di nulla. È lo sfogo di uno dei dipendenti della Elior che gestiva la mensa scolastica. Sono una decina che da un giorno per l'altro si sono trovati a casa dopo che l'amministrazione comunale ha scelto di chiudere il rapporto e affidare il servizio di mensa a un soggetto al di fuori del comune di Chioggia. Per il sindaco Armelau e l'intera amministrazione fu quasi una scelta obbligata dopo la protesta a furor di popolo dei genitori e in particolare delle mamme dei bambini che utilizzavano il servizio di refezione. Furono raccolte più di 1000 firme per spingere il comune a cambiare fornitore di pasti per i bambini. Purtroppo di errori non ne mancarono. La Elior fu sanzionata alcune volte per alcune inadempienze, che però non avevano mai inficiato sulla qualità dei pasti serviti ai bambini. Purtroppo sulla pelle di quei lavoratori casca la mancata realizzazione del punto cottura comunale.
Fin dai tempi dell'amministrazione Romano Teozzo Pagio, licenziato allora dalla propria maggioranza, l'intenzione del comune era di realizzare un proprio punto di cottura, adeguato al numero di abitanti, in modo che, in caso di qualsiasi tipo di inadempienze fosse avvenuta da parte di un qualsiasi gestore, si sarebbe potuto cambiare la gestione più facilmente. Purtroppo in 5 anni di amministrazione Ferro, nonostante il comune avesse disponibilità di locali e di risorse finanziarie in abbondanza, un punto cottura adeguato non fu mai realizzato. Purtroppo chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori della Elior, che ad oggi apparentemente non hanno la minima prospettiva. C'è anche chi ha figli e mutui a carico. L'economia, soprattutto quella turistica, secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, non deve essere drogata. Ciò costituisce un requisito essenziale perché chi lavora nella legalità non si debba trovare a combattere chi in effetti svolge la propria attività mettendo in campo una concorrenza sleale. L'operazione svolta in sinergia tra Polizia Locale di Venezia e Guardia di Finanza di Venezia ha un significato importante che va oltre al numero delle strutture abusive scovate, ben 31. L'operazione ha permesso di scoprire camere ricavate all'interno di magazzini, garage, ripostigli, con condizioni igienico-sanitarie precarie, se non in alcuni casi mancanti del tutto. In questi casi, che idea possono essersi fatti gli ospiti dell'offerta turistica proposta? Certamente pessima, e pessimo sarà il ricordo che porteranno con sé della vacanza. Già questo di per sé è un grave danno. Thank you.